Eterno Adonai, soltanto a te la gloria, soltanto a te l'onore, soltanto a te l'adorazione, soltanto a te l'adorazione. Ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciolgo il laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Ancora una volta, spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Senta la presenza dello Spirito di Dio. Lui vuole guarire il tuo cuore. Lui vuole cavare via di questo cuore tutta la tristezza. Non so come sei entrato qui oggi. Non so quali sono le tue afflizioni, le tue battaglie.
ma qui in questa sera c'è un Dio vivo, che regna tra di noi. E oggi Lui vuol cambiare la tua vita. Mentre tu adori a Lui, mentre tu dici a Lui, spezza ogni catena, sciogli ogni laccio, Lui comincia a lavorare dentro il tuo cuore. Lui comincia a spezzare le catene, Lui comincia a pulire, Lui porta allegria, Lui porta il rinnovo. Immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Puoi abitare qui. Sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Egli verrà, Lui è sovrano in potenza, verrà, hai dominio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa e liberà. Lui è sovrano in potenza,
hai domínio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa, Ele verrà. Lui è sovrano in potenza, Ele verrà. Hai domínio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore nei miei giorni, è Cristo, dichiari, è Cristo, per Cristo. Perdendo tutto per amore con allegria, Signore nei miei giorni, è Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore nei miei giorni. Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo. Senhor, mentre la tua chiesa ti adora, Gesù, spezzoni catena, Gesù, spezzoni laccio, Gesù, distruggi ogni muraglia, Gesù, nella potenza del tuo nome, Gesù. Mentre la chiesa ti adora, Gesù, rompi ogni catena, Gesù, rompi ogni, Signore, laccio che il nemico ha preparato. Mentre la chiesa ti adora, Gesù, distruggi le muraglie che ti sono alzate, Gesù. Mentre la tua chiesa ti adora, Gesù, Signore, mentre loro sono qua, Signore, che il Signore comincia un'opera nella loro casa, nella loro famiglia, distruendo tutto ciò che il nemico ha alzato e ha decretato, Gesù, nella potenza del tuo nome, Gesù. Perché noi preghiamo il nome che è al di sopra di ogni altro nome, che può spezzare ogni prigione, che può distruggere ogni muraglia. Il Signore dell'esercito è con noi, il Dio di rifugio, il Dio
dell'esercito è la nostra fortezza. Il Signore dell'esercito è con noi, il Signore dell'esercito è con questa chiesa. E Dio è capace e può distruggere ogni catena e ogni muraglia che il nemico ha alzato. Nella potenza del tuo nome, Gesù. Nella potenza del tuo nome, Gesù. Nella potenza del tuo nome. Spesso ogni catena scioglie ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita e porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita e porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Catena sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione. Possiamo dichiarare questo con forza al nostro Signore Gesù. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, Dichiara questo con forza. mentre ti adoro. Spesso ogni catena sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spazio ogni ferita, mentre ti adoro, mentre ti Siamo qua per adorare il nostro Signore Gesù. Alza la tua voce, fai uscire il leone che c'è dentro di te. Adora il Re dei Re, adora il Re dei Re. mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Amen, applaudiamo al nome del Signore.
Lui che merita la nostra adorazione, merita la nostra lode, merita di essere esaltato nella nostra vita, nelle nostre case, nella sua chiesa, perché Lui è buono e la sua bontà dura in eterno e le sue benedizioni si rinnovano giorno dopo giorno sulle nostre vite. Adoriamo e esaltiamo il nome del nostro Signore Gesù come meglio possiamo questa sera. Gloria, gloria, gloria a Dio. La sua presenza è qua, è viva in mezzo a noi. Possiamo sentirla, possiamo sentire il suo spirito passare tra queste sedie, ma ancora di più possiamo sentire la sua presenza nei nostri cuori. E questa deve essere la nostra gioia più grande, la presenza di Dio nella nostra vita. Amen. Possiamo accendere le luci. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti. Prima di proseguire voglio lasciare qualche avviso questa sera, qualche avviso per i prossimi giorni, e cominciamo dalla preghiera che stiamo facendo, 52 giorni di preghiera. Oggi siamo al giorno numero 40. Che giorno è oggi? 43? 43? Davvero? Oggi è il giorno 11, oggi è l'11, oggi è il 12. Oggi è l'11, finisce il 21, 43 giorni. Sono un po' scarso in matematica, comunque manca pochissimo per terminare questo tempo di preghiera insieme. Quindi continuiamo a pregare. Domani mattina la preghiera sarà alle 10. E il resto della settimana vi diremo qual è l'orario, sempre su Zoom, manderemo il link sul gruppo della Chiesa, non mancate, insieme a tutta la Chiesa. A partire da domani fino a oggi abbiamo sempre diviso di settimana in settimana vari gruppi, vari ministeri della Chiesa. Hanno pregato le donne, gli uomini, poi i giovani, anche i bambini. Abbiamo anche qua 4 rappresentanti della nostra Chiesa Kids, 5 con la Isadora. Alzatevi in piedi, prendete l'applauso della Chiesa. Oggi sono qua con noi a partecipare, ad adorarti con i grandi. Complimenti. E quindi tutti i gruppi della Chiesa hanno pregato, ma a partire da domani gli ultimi 10 giorni o 9, quelli che sono, di preghiera saranno fatti da tutta la Chiesa insieme. Tutta la Chiesa insieme gestirà la preghiera, parteciperà, e spero di vedere tutti quanti connessi già domani mattina alle 10. Amen. Prossimo avviso: domani pomeriggio Be Brave. Qua non c'è Be Brave domani pomeriggio alle 16, tutte le donne, lo sapete già ormai, venite qua in chiesa, sarà un tempo meraviglioso per tutte quante voi, quindi non mancate. Se non l'avete ancora fatto, condividete questa informazione con le vostre amiche, con le vostre parenti, perché sicuramente lo Spirito Santo avrà qualcosa di meraviglioso per tutte voi. Prossimo avviso, grazie. Domenica prossima ci sarà il caffè con i pastori. È già qualche settimana che stiamo avvisando di questo evento. Domenica 19 aprile, la mattina, dalle 10 di mattina, facciamo una colazione qua in chiesa, e è un tempo riservato per quelle persone che da poche settimane, magari da qualche mese, stanno venendo in chiesa e vogliono conoscere di più la chiesa, vogliono conoscere di più le attività che facciamo, i vari gruppi, e sarà anche un piacere per noi, per me, per la pastora Andrea, conoscere meglio voi. Quindi se non avete mai partecipato, è da poco tempo che venite in chiesa, non perdete questa occasione, non si paga niente, è tutto gratis, si mangia all you can eat, e l'unica cosa che chiediamo è la conferma della vostra partecipazione, soltanto per organizzare al meglio la mattinata per tutti quanti voi. Ti chiedo anche un piacere, prima che passi il prossimo avviso, c'è l'avviso, quello di resta connesso, quello di quel QR code?
C'è, tra un po' c'è, mettiamo il prossimo avviso, dopo mettiamo quello di Resta Connesso. Facciamo così? Mettiamo il prossimo avviso. Mettiamo il prossimo avviso. Rifugio, be brave! Dal 16 al 14 maggio le donne della Chiesa sono invitate ad andare in questo ritiro meraviglioso, già diverso tempo che lo facciamo, 3 volte all'anno, 4 volte all'anno, sono 3 giorni, 14, 15, 16, 3 giorni per voi donne in montagna, lontane dal mondo, senza i mariti, senza i bambini, senza i genitori, da sole tra di voi e soprattutto insieme alla presenza dello Spirito Santo. Sono 3 giorni meravigliosi di sovrannaturale, quindi se ancora non vi siete iscritte, iscrivetevi, potete iscrivervi attraverso un modulo che c'è sul gruppo della Chiesa, c'è anche un modulo per i caffè con i pastori. Per questo tra un po' passeremo il QR code, forse? Sì? QR code, Resta Connesso. Per piacere, se non fate parte del gruppo di WhatsApp della Chiesa che si chiama Siamo Uni in Cristo, se fate parte di altri gruppi, ma questo gruppo qua è importantissimo. Se ancora non fate parte di questo gruppo, prendete i telefoni, avete la possibilità, l'autorizzazione a usare il telefono in questo momento, scannerizzare questo QR code, perché attraverso questo QR code potrete entrare nel gruppo della Chiesa. Perché è importante? Perché sul gruppo della Chiesa mettiamo il modulo per iscriversi al caffè con i pastori, al rifugio delle donne, a tutte le attività che facciamo, tutto quanto passa da questo gruppo. Quindi se ancora non siete all'interno di questo gruppo WhatsApp, vi chiedo, scannerizzate questo QR code, così potrete rimanere connessi. Avete ancora 4 secondi, 3, 2, 1, via. Ci sono altri avvisi? No, basta. Ok, a posto con gli avvisi. Allora vi chiedo di alzarvi in piedi per fare una preghiera in questo momento per le offerte, per le decime, per la forma di contribuzione che oggi con la quale oggi vuoi supportare quest'opera, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore questa sera, o magari ciò che hai già preparato durante il corso di queste settimane. In questo momento pregheremo per queste offerte, per consacrarle al Signore, e le pregheremo per queste offerte perché possano essere usate al meglio per il suo regno, che attraverso quest'opera Dio possa fare ancora cose meravigliose in questa città e ancora di più. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, le primizie, Signore, che oggi vogliamo portare alla Tua casa. Noi Ti chiediamo, Signore, di benedirle, consacrarle, che possano non essere una semplice offerta, ma ancora di più, Dio, che possano essere vera adorazione a Te, Signore. E Ti chiediamo che possano essere usate al meglio per la Tua opera, Signore, per i Tuoi piani, per i Tuoi progetti, per il Tuo regno su questa terra. Signore, crediamo che hai ancora tanto da fare per mezzo di questa Chiesa, per mezzo delle persone che sono qua. Crediamo che Tu voglia raggiungere molte anime, e sappiamo che la Tua opera ha bisogno di queste risorse, Signore. Per questo Ti chiediamo, benedicile, affinché attraverso questi soldi, queste offerte, possiamo raggiungere sempre più persone. Ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen.
Pace a tutti, Chiesa, sono qui per raccontarvi una testimonianza. Praticamente allora, io è dal 2004, qualcuno lo sa che ho la sclerosi multipla, che è una malattia degenerativa, già la parola si capisce che col passare del tempo può succedere che magari uno cammina male, qualcun altro si trova in carrozzina, queste cose qua. E vabbè, io è dal 2014 che sono convertito. Prima ero cattolico non praticante perché non andavo mai in chiesa, non pregavo, no. E comunque ecco, volevo dirvi che vabbè, facevo i controlli, visite, risonanze magnetiche, sempre, e praticamente sono andato da fare la visita dal neurologo e mi ha detto un'altra cosa, cioè praticamente io facevo una puntura ogni altro giorno per questa malattia qua, e sono andato dal neurologo e mi ha detto, controllando la risonanza magnetica che negli ultimi anni che è stabile, e mi ha detto guarda, te puoi tranquillamente sospendere la cura, che è rimasto bloccato tutto e non vale la pena continuare a fare nella gloria di Dio. Difatti io ogni mattina quando mi sveglio ringrazio Lui per il giorno, e anche penso sempre naturalmente alla mia malattia che mi cura, e gloria a Dio, mi ha fatto un miracolo, ed è successo in questi 52 giorni, è successo di preghiera anche, e allora gloria a Dio. Noi abbiamo Dio che è il medico dei medici, gloria a Dio, sono troppo contento, gloria a Dio. Volevo lasciarvi appunto questa testimonianza che ho detto devo dirla alla Chiesa, anche che edifica la Chiesa e tutti insomma, perché è una cosa che abbiamo un Dio che tutto può. Amen, gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio per la vita di Alberto, per questa testimonianza, per questa guarigione che ancora una volta il nostro Signore Gesù ha compiuto nella vita dei Suoi figli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, e ti ringraziamo, Signore, per questa testimonianza meravigliosa di cui abbiamo appena sentito, Signore. Ancora una volta il tuo agire potente, la tua cura in mezzo a noi. E in questo momento, Signore, ti preghiamo per la tua parola, perché possa essere una parola che non venga da me, ma che venga da te, Signore, che possa essere una parola che non porti solo esclusivamente insegnamento alla Chiesa, ma ancora di più che possa toccare il nostro cuore per farci vivere quello che tu hai davanti a noi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, se volete aprire le vostre Bibbie, se no potete seguire sul proiettore. Leggerò un versetto dal libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 9. Esodo 3:9 dice così: e ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Solo questo. Ho voluto iniziare da questo versetto per due motivi principali. Il primo motivo è che la settimana scorsa era Pasqua. Io non ho potuto predicare perché c'era il teatro, no?
La settimana prima c'era il pastore Paolo che ha portato la parola. Chi c'era quando c'era il pastore Paolo? Bene. Ha portato la parola il pastore Paolo, quindi anche là non ho potuto portare una parola pre-Pasqua. E in realtà 3 settimane fa ho portato una parola intitolata Misericordia, che parlava un po' di Pasqua, no? Parlava un po' del sacrificio di Gesù. Ma oggi, la settimana dopo Pasqua, comincio con questo versetto per parlare almeno un pochino sulla Pasqua. Ma ho usato anche questo versetto perché il titolo della parola, il titolo che ho dato oggi alla parola, è un titolo che calza molto bene con questo versetto, e il titolo è Dio vede, ascolta e provvede. No, c'è un detto, non so se c'è anche nei vostri paesi nativi, Brasile, Colombia, Perù, Albania, Guinea-Bissau, non so se ci sono altre nazionalità qua, non so se c'è anche da voi questo detto, Dio vede, provvede. No, in Italia c'è questo detto, oggi l'abbiamo un po' cambiato per il titolo di questa parola. E questo versetto, no, ci mostra veramente come Dio vede, ascolta e provvede. Qua Dio dice: ho visto l'afflizione del popolo, ho ascoltato le sue grida, il suo clamore, e poi ho portato il provvedimento, ho portato la provvisione. Infatti il versetto che siamo andati a leggere, che si trova nel libro dell'Esodo, per dare un veloce contesto, noi lo vediamo quando Mosè ha la sua prima conversazione con Dio. Mosè sta pascolando il suo gregge, vede questo pruno ardente, questa pianta che bruciava, di un fuoco che non smetteva mai di bruciare. Mosè si incuriosisce, come forse tutti noi ci saremmo incuriositi, va a vedere che cos'è questa pianta che continua a bruciare. Quando arriva scopre che è Dio, che è un angelo del Signore che è andato lì per parlare con lui, no? E in questa conversazione Dio dice queste parole a Mosè: ho sentito le grida del mio popolo, ho visto la sua sofferenza, sono venuto per portare la mia provvisione, per liberarlo dalla schiavitù dell'Egitto. Per fare in un minuto un riepilogo della Genesi, per capire dove siamo arrivati, ci ricordiamo che Dio ha chiamato Abramo un bel giorno, gli ha detto: Abramo, esci dal tuo paese, vai verso il paese che io ti mostrerò, la terra promessa, diciamo così. E Abramo parte e arriva in questa terra promessa, e lui abita in questa terra. Dopo di lui suo figlio Isacco abita in questa terra. Dopo di Isacco Giacobbe, l'altro figlio, abita in questa terra. Giacobbe ha 12 figli. Il più piccolo dei 12, Giuseppe, è il figlio più amato però da Giacobbe, no? E allora i suoi fratelli, che sono invidiosi, decidono di vendere Giuseppe come schiavo in Egitto. Quindi Giuseppe arriva in Egitto da schiavo, ma lì interpreta i sogni del faraone, dà dei consigli al faraone, e il faraone lo fa diventare governatore dell'Egitto. E in quel momento, in quel periodo, c'è una carestia su quasi tutta la terra, e la famiglia di Giacobbe e i fratelli di Giuseppe vanno in Egitto a cercare del cibo. E Giuseppe in quel momento perdona i suoi fratelli e tutta la sua famiglia va a abitare in Egitto. Quindi il popolo di Israele comincia ad abitare in Egitto, e abita in Egitto per 430 anni. E inizialmente il popolo di Israele è ben visto in Egitto perché erano i parenti di Giuseppe che aveva salvato il popolo dell'Egitto con le sue interpretazioni, con il suo modo di governare, di amministrare. Ma succede che nel corso degli anni i figli di Giacobbe hanno altri figli, e poi altri figli. Si formano le 12 tribù di Israele, e il numero degli israeliti era grandissimo, così grande che un giorno il faraone disse: questo popolo è troppo numeroso, se continua così tra un po' si ribellerà contro di noi, ci distruggerà. E allora il faraone mette il popolo di Israele in schiavitù. E così cominciò la schiavitù di Israele in Egitto, fino al giorno in cui Dio disse queste parole:
ho visto l'afflizione del mio popolo, ho ascoltato il suo clamore, sono venuto a portare la provvidenza, sono venuto a liberarlo. È in questo modo, è attraverso queste parole, attraverso le grida del popolo di Israele che ha inizio la Pasqua degli ebrei, la Pasqua che si celebrava nell'Antico Testamento. Dio vede la situazione, ascolta il clamore e lì comincia a decidere di agire. Innalza Mosè per guidare il suo popolo. Vi ricordate? Manda 10 piaghe sull'Egitto per distruggere, per far crollare la potenza egiziana. E l'ultima di questa piaga è la morte di tutti i primogeniti. Tutti i primogeniti che abitavano l'Egitto sarebbero morti. Non solo delle persone, anche del bestiame, anche degli animali, tutti i primogeniti. E ascoltate una cosa che forse vi scandalizzerà. Non soltanto i primogeniti degli egiziani sarebbero dovuti morire in quella piaga. Tutti i primogeniti, anche i primogeniti di Israele, tutti quanti sarebbero dovuti morire. Ma Dio, nella sua divina sapienza, dà una provvisione, dà una provvidenza a questo popolo. E dice così, voglio leggere alcuni versetti dal capitolo 12. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta su 2 stipiti e sugli architravi della porta della casa dove lo si mangerà. Gli stipiti e gli architravi erano i lati della porta. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Versetto 11. Mangiateli in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiateli in fretta. È la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia su tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Quindi questa piaga, la morte dei primogeniti, era per tutti. Ma Dio dà questa strategia: prendete un agnello, sacrificatelo, il sangue dell'agnello mettetelo sulla porta delle case e così sarete salvati. Molto spesso quando si parla della Pasqua, soprattutto intendiamo la Pasqua dell'Antico Testamento, la Pasqua del popolo di Israele, noi pensiamo al passaggio del Mar Rosso, no? Effettivamente la parola Pasqua significa passaggio o passare oltre. Quindi quando pensiamo alla Pasqua dell'Antico Testamento, solitamente è a questo che pensiamo: il popolo di Israele che viene liberato dall'Egitto attraverso le 10 piaghe, questa è l'ultima, si mette in cammino verso la terra promessa. A un certo punto si trova il mare davanti a sé e Dio fa quel miracolo aprendo le acque del Mar Rosso, e il popolo di Israele fa questo passaggio, Pasqua, passa il Mar Rosso. Solitamente pensiamo a questo, e non è sbagliato in realtà pensare a questo come la Pasqua, perché effettivamente la Pasqua è il passaggio dalla schiavitù per il popolo di Israele, dalla schiavitù alla libertà. E per noi oggi come cristiani non è diverso. Per noi oggi come cristiani la nostra Pasqua, quella che abbiamo celebrato la settimana scorsa, che possiamo vivere attraverso la morte e la risurrezione di Gesù, è il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà che c'è in Cristo. È il passaggio da una condanna di morte eterna a vita eterna. È il passaggio dall'antico modo di vivere, dall'antico modo di pensare, da come eravamo conformati con la nostra mente, a
una novità di vita. L'Apostolo Paolo scrive in Romani 6,4 che come Cristo è risuscitato dai morti, così anche noi oggi possiamo camminare in novità di vita. La Pasqua rappresenta questo passaggio, un passaggio dall'antica vita, dalla schiavitù, dalla morte alla novità di vita, alla vita eterna, alla libertà. Non è sbagliato pensare questo, ma in realtà la Pasqua degli ebrei non è questo passaggio del Mar Rosso. Anzi, in realtà la Pasqua non è neanche la Pasqua degli ebrei. E abbiamo letto prima nel versetto 11, Dio dice così: mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. La Pasqua, il passaggio, quindi leggiamolo in questo modo come si dovrebbe leggere, il passare oltre, è il passare oltre del Signore. E quindi non è il passaggio di Israele che attraversa il Mar Rosso, è il passaggio di Dio, è il passare oltre di Dio. E quando avviene questo passaggio, quando avviene questo passare oltre, l'abbiamo letto il versetto dopo: il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Questa è la Pasqua del Signore. È questo che il popolo di Israele festeggiava quando festeggiava la Pasqua, che quel giorno Dio ha dato una provvidenza a loro, che quel giorno Dio gli ha dato una strategia: mettete il sangue dell'agnello sulla porta, e così quando io passerò oltre e non ci sarà giudizio su questa casa. E fratelli, questo è quello che anche noi in realtà dobbiamo celebrare quando celebriamo la Pasqua. Noi celebriamo che quel giorno Gesù ha versato il suo sangue per noi e noi siamo stati lavati dal suo sangue, dal suo prezioso sangue. L'Apostolo Pietro in 1 Pietro 1,18 dice che non siamo stati comprati con cose corruttibili come oro, come argento, ma siamo stati comprati attraverso il sangue prezioso di Gesù. Questo sangue ha lavato anche noi, e quando noi affronteremo in futuro, in paradiso, quando dovremo entrare, affronteremo quel grande giudizio, Dio guarderà a noi e ci vedrà coperti di questo sangue, e il suo giudizio passerà oltre e noi passeremo incolumi al passaggio di Dio, perché Dio ancora una volta passerà oltre. Questa è la Pasqua del Signore. E la Pasqua ci parla di un Dio che ci ama così tanto, che guarda le nostre necessità, guarda la nostra afflizione, così come fece quel giorno in Esodo, che ascolta il nostro clamore e che viene a portarci la provvidenza. Questo è ciò di cui ci parla la Pasqua. E fratelli, sapete, ho finito l'introduzione della predica. Oggi non è diverso. Oggi non è diverso. Oggi abbiamo ancora un Dio che guarda la nostra situazione. Abbiamo ancora un Dio che ascolta le nostre preghiere, che ascolta il nostro clamore, le nostre grida, e abbiamo ancora un Dio che porta provvedimento, che porta provvisione sulle nostre case. E la parola che voglio portarvi oggi, partendo da questo intendimento della Pasqua e di come Dio ha agito in Esodo, è una parola che è sì per noi individualmente, ma forse ancora di più è per noi come Chiesa, come B-Church. Siamo uni in Cristo, per noi come B-Church oggi. Perché siamo in un periodo di 52 giorni di preghiera, no? Ne mancano 9, 10, non mi ricordo più. E il tema di questa preghiera è costruire. E in realtà, circa 6 anni fa, abbiamo fatto un altro proposito di 52 giorni. Non è stato come questo, non abbiamo fatto 52 giorni di preghiera, ma era un proposito di 52 giorni con uno scopo ben specifico.
Perché sempre 52 giorni? Perché come Neemia in 52 giorni ha ricostruito le mura di Gerusalemme, anche noi a quel tempo volevamo ricostruire le mura della nostra chiesa. Noi a quel tempo non avevamo un locale in cui congregare e volevamo prendere un locale, un capannone come questo. Abbiamo fatto questi 52 giorni e Dio alla fine di questi 52 giorni ci ha dato questo luogo. È stato un miracolo grandissimo che ha fatto per tutto ciò che è avvenuto in quei giorni. E abbiamo cominciato quest'anno, se vi ricordate, con un altro periodo di preghiera, 12 giorni di preghiera. E quella preghiera che era stata guidata attraverso una parola che Dio aveva dato alla pastora Andrea era intitolata Costruendo le nostre conquiste. E a quel tempo avevamo questa parola che Dio aveva dato all'Andrea, non sapevamo forse bene qual era il vero proposito di questa preghiera, ma a partire da quella preghiera Dio ha cominciato a mettere in noi una direzione, a mettere in noi una visione, a mettere in noi un sogno, che era quello di comprare un capannone per la chiesa, prendere un locale nuovo. E in quest'ultimo periodo abbiamo ricevuto diverse parole che parlavano di questo. Io ho predicato una volta su fede per costruire, l'Andrea ha predicato una volta, se vi ricordate, una parola intitolata Infastiditi, se non mi ricordo male il titolo, che diceva che noi dobbiamo essere infastiditi dalle cose che non ci vanno bene, e ha citato alcune delle cose per le quali siamo infastiditi. Ad esempio il fatto che oggi ci sono una decina di bambini appena nati in chiesa e altri che stanno arrivando, e questo vuol dire che tra 1 anno, 2 anni ci saranno, non lo so, 15 bambini, forse ancora di più, speriamo di più, che gireranno qua per la chiesa, no? E dobbiamo essere infastiditi da questo, non perché i bambini sono un fastidio, anzi sono una benedizione vedere i bambini che girano per la chiesa, ma sarebbe bello avere un luogo per loro all'interno della chiesa in cui possiamo prendere cura di loro come dovrebbe essere. La settimana scorsa qua in chiesa c'erano più di 50 bambini, e di là nella stanza, nella chiesa kids, non lo so, c'è posto per 50 bambini, Raissa? Non c'è posto per 50 bambini. Oggi non stanno più facendo il loro culto seduti come lo facevano diversi mesi fa, stanno facendo il loro culto un po' sparpagliati per la sala, a volte mettono le sedie in cerchio, si inventano qualcosa per farceli stare. Dobbiamo essere infastiditi da queste cose, perché possiamo migliorare in tante cose. La settimana scorsa c'erano, non lo so, quanto eravamo qua in chiesa? 250 persone circa, 300 persone. So che c'erano tutte le sedie che abbiamo in chiesa, c'erano persone in chiesa. Murillo, c'erano persone in piedi. Murillo che era al parcheggio ha detto: ci sono 50 macchine oggi nel parcheggio, abbiamo dovuto far parcheggiare fuori. Dobbiamo essere infastiditi da queste cose. Sono cose che ci hanno infastidito in questo periodo, non perché sono cose brutte, ma perché sono cose dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione che Dio ha messo nel nostro cuore è quella di trovare un posto più grande per noi, un posto da poter comprare. E per questo abbiamo cominciato 42 giorni fa, no, 42 giorni fa, scusate, una preghiera chiamata Costruire. E non ci aspettavamo di avere una chiesa nuova in 52 giorni. Quello che ci aspettavamo però era di muovere il cuore di Dio affinché Dio potesse aprire le porte di qualcosa. E Dio ha mosso qualcosa in questi 52 giorni. Ha mosso in tanti ambiti, ha mosso in ambiti di salute, come abbiamo appena sentito, ha mosso in ambito di nuovi progetti. Ci sono 4 città al di fuori di Verona che hanno chiesto a noi se possiamo aprire una congregazione in queste città. Dio ci sta portando a costruire qualcosa, non sappiamo quello che sarà fatto, non sappiamo poi cosa succederà, ma Dio sta aprendo porte. E 2 settimane fa è venuto il pastore Paolo, e se vi ricordate, il venerdì sera abbiamo fatto un incontro con i leader, soltanto i leader della chiesa erano presenti, e il pastore Paolo ha ascoltato questi desideri, ha ascoltato quello che Dio sta facendo, e ha detto: no, a voi serve una chiesa più grande. E con i leader della chiesa abbiamo fatto questa preghiera, e il pastore Paolo ha detto: facciamo una preghiera specifica, deve essere una chiesa che possa mantenere più di 500 persone.
in cui ci siano almeno 5 stanze. Abbiamo pregato per questo con i leader della Chiesa. E il sabato sera, con tutta la Chiesa, per questo vi ho chiesto quanti avevano alzato la mano, abbiamo pregato ancora una preghiera specifica con queste caratteristiche. Anzi, a dire il vero, quella sera il pastor Paolo ha aumentato, ha detto no, più di 7 stanze, deve essere più grande ancora. La cosa incredibile è che il giorno dopo eravamo a pranzo, io e l'Andrea col pastor Paolo, e l'Andrea aveva trovato l'annuncio di un capannone in internet e non si capiva bene com'era, c'è scritto che era grande, più di 1000 metri quadri. Andiamo a vedere, no? Pastor Paolo, che lui è sempre molto entusiasta, dai andiamo a vedere. Siamo andati a vedere questo capannone e siamo arrivati lì fuori, sembrava molto piccolino in realtà da fuori. Allora ci siamo messi alle finestre come dei ladri per guardare dentro, vedere se vedevamo qualcosa, sperando che nessuno ci vedesse da dietro, ma non si vedeva niente. Però c'era un numero fuori, no? E mi hanno detto dai, prova a chiamare. Ma erano le 2 di pomeriggio, 1:30, ho detto ma figurati, le agenzie sono chiuse. E ho chiamato, ma non era un'agenzia, era il privato, era proprio il proprietario del capannone. E no, abbiamo trovato questo numero qua fuori dal capannone, volevamo chiedere se potevamo vederlo, così. Ma dove l'avete trovato? No, qua fuori. Ma siete qua fuori? Sì. Ah, venite che vi apro, vi faccio vedere. È uscito, ci ha aperto il capannone, non ci aveva mai visti nella vita, potevamo essere veramente dei ladri. E siamo entrati dentro. Fratelli, ogni passo che facevamo dentro questo posto ci bruciava il cuore, sapete, sembrava un posto perfetto. C'era riscaldamento. Già va bene così. Ma c'è anche l'impianto per fare l'aria condizionata. C'è il controsoffitto. Ci sono tante stanze. 9 stanze, ma si possono anche aumentare. È grande, molto grande. La cosa più bella è al piano sopra. C'è una sala prove al piano sopra, già fatta, già pronta. È una cosa incredibile. C'è posto per la cucina, Eliane. Potete immaginare che questo capannone non ce l'ha regalato, no? E non abbiamo questo capannone, siamo ancora qua. Ma sapete, tutto com'è successo, la preghiera che abbiamo fatto il giorno prima, questa cosa che è successa il giorno dopo, il fatto che ci ha fatto entrare, è sembrato, sapete, l'agire di Dio in mezzo a noi ancora una volta. E vi assicuro, questo capannone costa tantissimo. E questa sera non sono qua per fare un appello per tirate fuori le vostre carte di credito, perché non so come sia la vostra situazione economica, ma se è come la mia, neanche tutti quanti insieme riusciremo a comprare questo luogo. Ma Dio ci ha dato delle strategie, ci ha dato strategie per poter riuscire forse a prendere questo posto un giorno, perché in realtà non importa forse tanto quello che oggi noi abbiamo, i soldi, la capacità, il tempo, è come noi usiamo quello che noi abbiamo che fa la differenza. C'è una parabola, voglio leggerla con voi, che a me, ogni volta che leggo questa parabola, Dio mi parla in un modo nuovo. L'ho già citata tantissime volte, ma spesso con sfumature diverse. Si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, la leggeremo tutta quanti insieme, dal 14 in avanti. È la parabola dei talenti, dei denari. Poiché avverrà come un uomo, il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto solo 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5.
E il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Tutte le volte che ho letto questa parabola, non so voi, forse siete stati più attenti di me in passato, io trovavo 4 figure, 4 personaggi all'interno di questo racconto. C'è il Signore che rappresenterebbe Dio e poi ci sono i 3 servi, quello dei 5 talenti, quello dei 2 e quello dell'1. Recentemente ho letto nuovamente questa parabola e mi sono accorto che c'è un quinto personaggio. Chi è questo quinto personaggio? È quella persona che ha fatto fruttificare i denari di queste persone, di questi servi. Noi in realtà non lo troviamo nel servo dei 5 talenti, nel servo dei 2, ma lo possiamo trovare quando il padrone dice così, al versetto 26-27, il suo padrone rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Il quinto personaggio è il banchiere. Chi è questo banchiere? Il banchiere è quella persona che fa fruttificare, che fa moltiplicare ciò che noi gli affidiamo. E chi è che fa moltiplicare ciò che mettiamo nelle sue mani? Chi è che ha fatto moltiplicare i talenti del servo dei 5, del servo dei 2? Chi è che ha fatto moltiplicare i 5 pani e i 2 pesci di quel ragazzo quando glieli ha messi nelle sue mani? È Gesù. Gesù è colui che fa moltiplicare ciò che noi affidiamo nelle sue mani. E fratelli, oggi forse noi non abbiamo i soldi, non abbiamo forse le capacità per guadagnare, per comprare un luogo così grande, immenso, no? Ma se noi mettiamo quello che noi abbiamo nelle mani di Dio, nelle mani di Gesù, Lui può fare moltiplicare quello che noi abbiamo. Io non mi stancherò mai di raccontare, le abbiamo già raccontate tante volte, alcune testimonianze che abbiamo vissuto in passato, in cui abbiamo vissuto provvisioni di questo tipo da parte di Dio. Quando noi abbiamo comprato, quando noi abbiamo affittato questo locale, ormai quasi 6 anni fa, 5 anni e mezzo, abbiamo fatto quel proposito di 52 giorni. Soltanto che siamo arrivati alla fine dei 52 giorni che il proprietario ci ha detto: va bene, potete prenderlo. Ci ha fatto il contratto, dovevamo soltanto andare il giorno dopo a firmare il contratto e dargli i soldi per poter entrare qua. Il problema è che non avevamo i soldi per poter entrare qua. E allora ci siamo inventati di fare un pranzo a casa nostra per riuscire a guadagnare tutti i più soldi possibili, ma mancavano tanti soldi, più di 1.000 euro, mancavano 2.000 euro, tantissimi soldi. E abbiamo fatto questo pranzo a casa nostra. Non pensate che la mia casa sia una villa, ma ci siamo stati tutti quanti, tutta la chiesa è venuta e abbiamo fatto questo pranzo, abbiamo venduto cose da mangiare, da bere, abbiamo guadagnato un po' di soldi, ma siamo arrivati alla fine del pranzo. Dov'è la Caccina? C'è la Caccina qua? Caccina, sta lì dentro? Caccina è la testimonianza. È la testimonianza di quello che è successo. Siamo arrivati alla fine del pranzo, le persone già erano andate via, io, l'Andrea e la Caccina siamo andati nella sala di casa nostra, sul tavolo, abbiamo cominciato a contare i soldi, tutte le banconote, le monetine, tutto quello che c'era. Siamo arrivati alla fine, mancavano ancora più di 1.000 euro per riuscire a pagare il capannone.
E io già stavo pensando, domani andrò là, cercherò di fare la mia faccia da poveraccio più credibile possibile, da miserabile, per dire non abbiamo i soldi, ma dacci una mano, aiutaci in qualche modo. Ma in quel momento lì è entrata una sorella in casa mia e ha detto: avete una busta da darmi? E abbiamo dato una busta e ha detto: sapete, è da più di un anno che non riesco a venire in chiesa, ma ogni mese mettevo da parte qualcosina di offerta e oggi sono venuto a portare questa offerta. E quando è andata via ci siamo messi al tavolo, la busta era alta così, la Caccigna: conta, vero Caccigna? E i soldi che c'erano nella busta, incredibilmente, miracolosamente, sovrannaturalmente, usa l'aggettivo che vuoi, erano i soldi giusti che ci servivano per pagare tutto quello che dovevamo pagare. Noi non avevamo i soldi per pagare questo posto, ma abbiamo messo tutto quello che avevamo, tutti i soldi, tutta la possibilità che avevamo l'abbiamo messa, abbiamo dato il 100% che potevamo e Dio ha fatto moltiplicare quello che avevamo. L'abbiamo messo nelle sue mani e Lui l'ha fatto moltiplicare in un modo miracoloso. Quando abbiamo costruito questo pulpito, una volta, per chi non lo sa, le sedie erano tutte qua, di là della colonna non c'era niente, tutte le sedie, non c'era questo pulpito qua, tutte le sedie guardavano in là e il nostro pulpito era là, per terra, sul cemento, non c'era il legno per terra. E un giorno abbiamo deciso di costruire questo pulpito, ma in chiesa non c'era un muratore, eravamo l'unica chiesa piena di brasiliani senza un muratore. Non c'era un muratore, non c'era un carpentiere, non c'era nessuno che sapesse fare effettivamente questo lavoro qua, ma mi ha detto: facciamo, come possiamo, chi c'è, cerchiamo di fare. Abbiamo preso in prestito attrezzi, qualcosa. Il giorno prima di costruire il pulpito è venuta in chiesa una persona che non era mai venuta, che non era neanche credente, ma abbiamo saputo che era un carpentiere. E allora alla fine del culto sono andato da questa persona con la mia faccia da poveraccio e ho detto: abbiamo bisogno per fare il pulpito, non è che ci vuoi dare una mano? E lui ha detto: sì, va bene. Il giorno dopo è venuto e finché noi cercavamo di capire come si mette una vite dentro il trapano, lui era già lì, in 10 minuti ha costruito tutto quanto. E la cosa più gloriosa è che da quel giorno non ha più smesso di venire in chiesa e qualche anno fa si è battezzato per l'onore e la gloria di Dio. E anche quella volta noi abbiamo messo quello che potevamo, anche la nostra incapacità, e Dio ha fatto moltiplicare questo. Per questo, fratelli, vi dico, sì, è un capannone che costa centinaia di migliaia di euro, non vi dico neanche la cifra per non spaventare nessuno, ma io credo che quando noi mettiamo al servizio di Dio quello che abbiamo, Dio possa farlo moltiplicare. Perché Dio guarda l'afflizione del suo popolo, Dio ascolta il suo clamore e Dio porta la provvidenza. E per questo motivo, fratelli, che noi abbiamo cominciato questo proposito di preghiera, perché oggi quello che forse più di tutto possiamo offrire a Dio è la nostra preghiera. È la nostra preghiera. Forse oggi a Dio non possiamo offrire centinaia di migliaia di euro, nessuno di noi penso che possa, o capacità per in qualche modo con la nostra persuasione acquistare un capannone, ma possiamo dare a Lui la nostra fede, perché alla fine è questo quello che hanno fatto il servo dei 5, il servo dei 2, è questo quello che ha fatto il ragazzo dei pani e dei pesci. Perché li hanno affidati ai banchieri? Perché li ha affidati a Gesù? Perché ha avuto fede che quel banchiere potesse farli moltiplicare. Quel ragazzo ha avuto fede che Gesù potesse farli moltiplicare. E noi abbiamo fede che Dio possa far moltiplicare quella fede che riponiamo oggi in Lui attraverso la nostra preghiera. In questi ultimi giorni, non so chi ha partecipato alla preghiera, ho portato testi biblici che dimostrano quello che Dio fa quando una chiesa si unisce in preghiera. Atti degli Apostoli, capitolo 13. La chiesa si unisce in preghiera, lo Spirito Santo si manifesta quando tutta la chiesa è unita in preghiera e direziona la chiesa ungendo Saulo, Paolo e Barnaba per essere inviati come missionari.
Atti degli Apostoli, capitolo 12. L'Apostolo Pietro è richiuso in prigione, ma la Chiesa si riunisce in preghiera. In quella notte un angelo entra nella prigione, tocca le catene di Pietro e Pietro è liberato per mezzo di una Chiesa che è riunita in preghiera. Catene sono cadute. Atti degli Apostoli, capitolo 4. Pietro e Giovanni sono davanti al Sinedrio. Il Sinedrio decide di lasciarli liberi, di non giustiziarli, e quando arrivano alla chiesa dove facevano parte, nella casa, nel loro in casa di cui facevano parte con gli altri apostoli, tutti loro si sono messi a pregare dicendo: Dio, hai visto quello che è successo a Pietro e a Giovanni? Dacci allora, attraverso questa preghiera, la possibilità di predicare il Vangelo con franchezza. E in quel momento quella casa cominciò a tremare, lo Spirito Santo rivestì tutte le persone che erano presenti, e c'è scritto nella parola di Dio che da quel momento cominciarono a predicare il Vangelo con franchezza. Libro delle Cronache, la storia del re Giosafat. Il re Giosafat fu minacciato da un grandissimo esercito che stava entrando in guerra contro il popolo di Giuda. E la Bibbia c'è scritto che tutto il popolo si mise a pregare davanti a Dio. Anche i bambini si misero in piedi davanti a Dio a pregare. E noi abbiamo pregato 2 settimane fa con i bambini. E quando tutto il popolo con i bambini si alzò in piedi per pregare, Dio diede liberazione al popolo di Giuda. Questi sono alcuni degli episodi biblici in cui possiamo vedere una chiesa unita in preghiera e lo Spirito Santo che agisce in favore di quella chiesa. Possiamo vedere questo nella storia della chiesa, quando quei 4 giovani dell'Università di Oxford, tra cui John Wesley, suo fratello e altri, si misero in preghiera e fecero partire il più grande risveglio della storia dell'Europa. Una chiesa unita in preghiera. Possiamo vedere questo in quello che è successo a partire da 70 anni fa in Corea del Sud, quando un uomo, un pastore, con una chiesa di 5 persone, cominciò a pregare. E pregarono così tanto che quella chiesa oggi è una chiesa di più di 700.000 persone. Una chiesa fondata sulla preghiera. È questo quello che stiamo facendo noi, fratelli. Noi siamo in 52 giorni di preghiera perché stiamo riponendo quello che noi abbiamo nella mano di Dio, la nostra fede. Pregare è riporre nella mano di Dio la nostra fede. E stiamo pregando per costruire, perché crediamo che Dio possa veramente fare un altro miracolo come quelli che abbiamo già visto in passato in mezzo a noi. Possa darci quel capannone o forse un altro, forse Dio ha già in mente uno ancora migliore per noi, non lo sappiamo. Ma stiamo pregando per questo. E oggi non farò un appello per chiedere soldi a nessuno, ripeto, ma voglio fare un appello per esortarvi in questi ultimi 10 giorni che ci rimangono a pregare con tutti quanti noi, come Chiesa, uniti. È importante questo. Io non voglio cobrare, come si dice cobrare? Che brasiliano. Cosa? No, in italiano, Danilo, cioè in portoghese lo so come si dice cobrare, in italiano, per piacere, traduzione. Questi sono i traduttori della Chiesa. Cobrare. C'è un professore di italiano che ci può aiutare? Obbligare. Richiedere, forse richiedere. Non lo so, va bene, lasciamo stare. Non voglio richiedere, vabbè, va bene, fate finta che questa è la parola giusta. Però ci sono esempi biblici che ci fanno vedere che a volte, semplicemente perché alcune persone si tirano indietro, un popolo intero perde la sua benedizione. Noi vediamo questo quando il popolo di Israele deve entrare nella terra promessa. Mosè manda 12 esploratori a esplorare la terra e dovevano entrare, erano lì, erano sul confine, erano pronti finalmente per entrare nella terra promessa. Mosè manda questi 12 esploratori, ma di questi 12, 10 tornano indietro dicendo: Mosè, non entriamo in questa terra, ci sono i giganti, ci sono cose che non riusciremo ad affrontare.
Soltanto 2 di loro dicono sì, andiamo, Dio è con noi, ce la faremo. Ma a causa di quei 10 che non hanno voluto portare avanti questa campagna, questo proposito, questa fede, tutto il popolo perì nel deserto, al di fuori di quegli unici 2. Troviamo questo nella storia sempre del popolo di Israele, dopo che affrontò Gerico, vi ricordate? Israele non doveva vincere contro la città di Gerico, era una città troppo forte, troppo fortificata, era impossibile, ma Dio gli diede la liberazione, riuscì il popolo di Israele a conquistare Gerico. Ma dopo la conquista di Gerico, quando sembrava che ormai Israele potesse fare qualsiasi cosa, a causa del peccato di una persona, il popolo di Israele perdette una guerra contro una città piccolina, la città di Ai, a causa di una persona. Per una persona tutto il popolo ci rimise. Ripeto, non sto richiedendo, non voglio cobrare, non voglio richiedere niente a nessuno, ma questo è un intendimento che la Bibbia ci dà. Dobbiamo essere uniti in preghiera, dobbiamo essere uniti come quegli apostoli di Atti 4, come quegli apostoli di Atti 12. Dobbiamo essere uniti come quel popolo di Giuda per affrontare la guerra che Giosafat stava per affrontare. Dobbiamo essere uno in Cristo, perché quando la Chiesa è unita, le porte dell'inferno tremano. Quando la Chiesa è unita, non c'è niente che può fermarla, perché quando la Chiesa è unita, Dio si manifesta. Per questo oggi non faccio nessun appello nel dire dobbiamo portare tutti i nostri soldi, cominciate a dare la 30ª, la 40ª, perché neanche con quella riusciremo a prendere quel capannone. Diamo quello che abbiamo sempre dato, siamo fedeli nelle nostre decime, nelle nostre offerte, siamo fedeli con Dio nella capacità, sì, quello sempre, che noi possiamo dare a Lui, nel tempo che possiamo dare a Lui, ma quello che voglio richiedere oggi è qualcosa che forse non costa niente a nessuno. Restiamo uniti in preghiera, perché io credo che una Chiesa unita anche in questi ultimi 10 giorni di proposito possa smuovere il cuore di Dio. E io credo che Dio abbia miracoli davanti a noi. Quanti credono che Dio ha miracoli davanti a noi? Quanti si vogliono mettere in questa prova di fede? In Ebrei 10 c'è scritto: noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, siamo di quelli che hanno fede per continuare, per andare avanti, per guadagnare la vita eterna. Noi siamo quelli che hanno fede per andare avanti. Chi ha fede in questo Dio che può moltiplicare i 5 pani e i 2 pesci che possiamo mettere nelle sue mani? Io ho questa fede. Abbiamo già sperimentato questo, sono sicuro che ancora lo sperimenteremo. Dio può fare grandi cose quando la sua Chiesa è unita in preghiera. Niente ci fermerà. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi. La provvisione di Dio, abbiamo visto, Dio vede la necessità del suo popolo, Dio ascolta le sue preghiere, il suo clamore, le sue grida e poi provvede. La provvisione di Dio è frutto del suo amore che ha per noi. Ma noi all'interno della Bibbia possiamo vedere che la sua provvisione arriva quando noi facciamo un passo verso di Lui, un passo di fede. La prima volta che troviamo il nome Yahweh, Irè, il Dio che provvede, è in Genesi 22.
quando Abramo deve sacrificare il suo figlio Isacco, e prima di sacrificarlo Dio lo ferma e porta il sacrificio ad Abramo. Gli dice: non sacrificare tuo figlio, io ti do il sacrificio. E in quel momento Abramo dichiara: tu sei Yahweh Ireh, il Dio che provvede. Come quella volta Dio si è portato provvisione, ma c'è stato bisogno di un passo di fede di Abramo. Abramo è andato quasi fino in fondo, aveva mostrato fede piena nel suo Dio. Nella Pasqua degli ebrei Dio ha portato la provvisione, ha detto: se voi metterete il sangue sulla porta io passerò oltre. Ma loro dovevano mettere il sangue sulla porta. Se il popolo di Israele non avesse fatto questo passo di fede, quella piaga avrebbe colpito anche loro, avrebbe colpito tutti. Gesù è la nostra provvisione oggi. Lui è salito su quella croce per noi, ha dato la sua vita per noi. Il suo sangue oggi può lavare le nostre vite, ma questo avviene soltanto quando noi facciamo un passo di fede verso di Lui, dicendo: sì, io credo in Gesù come Signore della mia vita. La provvisione di Dio è frutto dell'amore che Lui ha per noi, ma affinché questa provvisione abbia un vero effetto, si compie veramente, ha bisogno di un passo di fede da parte nostra. E oggi io voglio invitarti a fare questo passo di fede. Abbiamo già pregato questa mattina per i 52 giorni, ma se tu credi in quello che Dio vuole fare, se veramente vuoi metterci la faccia in questo, dire: io credo che Dio abbia qualcosa di grandioso davanti a questa chiesa, credo che abbia questo capannone, forse quello che abbiamo visto, forse un altro, io credo in questo, io credo nel Dio dei miracoli, credo nel Dio che provvede, credo che se ascolta le mie preghiere Lui farà. Io voglio invitarti, se tu credi in questo, a venire qua davanti, a fare questo passo di fede, a non essere di quelli che si tirano indietro, ma di quelli che hanno fede per andare avanti fino alla fine. Voglio invitarti a venire qua davanti e io non pregherò per te, nessuno pregherà per te, ma insieme, come quel popolo di Israele in quella battaglia che fece Giosafat, staremo in piedi davanti a Dio e clameremo a Lui per il miracolo che può fare per la nostra Chiesa. Voglio invitarti a venire qua davanti se hai fede in questo, se credi in questo progetto di Dio, se credi che Dio possa fare. Io credo che noi in questo momento daremo una grande risposta, un grande passo di fede verso il nostro Dio. Credo che il cuore di Dio si potrebbe muovere attraverso questo passo di fede. Voglio invitarti a venire qua davanti e cominciare questi ultimi giorni, questi ultimi 10 giorni di preghiera da questo momento, alzando la tua voce per quello che Dio può fare in mezzo a noi, credendo fermamente che Lui è un Dio di miracoli, che Lui è un Dio di promesse, che Lui non è un Dio di menzogna, che Lui non è un Dio che si tira indietro, credendo fermamente che quella casa che Lui ha preparato per noi, Lui ce la darà. E anche se oggi non abbiamo centinaia di migliaia di euro da dare, Lui può moltiplicare ogni cosa che noi possiamo dare a Lui, ogni cosa che noi mettiamo nelle sue mani. Anche se noi non abbiamo oggi la capacità di far sì che questo posto sia nostro, Lui può moltiplicare quello che noi mettiamo nelle sue mani. E oggi nelle sue mani noi vogliamo mettere tutta la nostra fede in Lui. Se vuoi essere parte di questa storia, se vuoi essere parte di questo progetto, di questo nuovo capannone, di questo nuovo locale, io ti invito a venire qua davanti e cominciare a pregare, cominciare a alzare la tua voce, cominciare a clamare Dio per quello che può fare in mezzo a noi, cominciare a alzare la tua voce chiedendo: Dio, costruisci un nuovo locale per noi, Dio, metti la tua mano dove per noi è impossibile, Dio, moltiplica la fede che oggi noi mettiamo davanti a te. Comincia in questo momento a alzare la tua voce senza vergogna di chi è alla tua destra, di chi è alla tua sinistra. Vieni qua davanti e comincia a clamare Dio per quello che Lui può fare, e io credo Lui farà in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo pregarti con tutta la nostra fede, con tutto quello che noi abbiamo, in piedi davanti a te, uomini, donne, bambini, la tua Chiesa riunita, e ti preghiamo
preghiamo, Signore, attraverso, Signore, questa preghiera, affinché, Signore, tu possa ascoltare, possa porgere il tuo orecchio verso di noi e tu possa cominciare a mettere la tua mano, una mano di provvidenza, una mano di benedizione, una mano di miracoli, una mano che compie segni e prodigi in mezzo a noi, sulla tua Chiesa. Crediamo, Signore, in un nuovo tempo e crediamo, Signore, in un locale che possa far fronte a tutte le necessità della tua Chiesa, che possa avere più bagni, Signore, che possa avere più stanze, che possa avere stanze per bambini piccoli, stanze per neonati, stanze per allottare, stanze per la Chiesa Kids, stanze per pregare, stanze pastorali, stanze per consigliare, che possa avere un luogo, Signore, dove la tua Chiesa ti possa adorare tutta insieme, un luogo per ricevere centinaia e centinaia di persone, anime che vogliono arrivare a te, anime che hanno bisogno del dottore dei dottori per essere curate dalle loro ferite, anime che hanno bisogno del Re dei Re per poter andare ai suoi piedi, anime che hanno bisogno di un Salvatore per potersi riconciliare con il Padre. Nel nome di Gesù, Signore, alziamo in questo momento la nostra voce con fede come Chiesa per quello che tu puoi fare in mezzo a noi, per quello che tu puoi fare, e noi siamo certi di questo. Tu puoi, Dio. È la nostra fede che noi mettiamo oggi nelle tue mani. Vieni, Signore, vieni a compiere, vieni a fare, vieni, Signore, col tuo miracolo, vieni con la tua benedizione, vieni con la tua provvidenza sulla tua Chiesa. È questo che noi ti chiediamo questa sera, è questo quello che noi ti chiediamo. Lottiamo con armi di fede, niente di niente, finché cantiamo ancora una volta. Lottiamo con armi di fede, lottiamo con armi di fede, e niente ci resisterà, finché e tutte le difficoltà, il nostro Dio noi lo adoriamo, vittorioso è nella tempesta, se suo nome. Ma Dio non cambia mai, mutabile. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo. Dichiara ancora una volta: l'inferno no, l'inferno no, l'inferno no, e nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo. Ancora una volta dichiariamo: l'inferno no, l'inferno no. Dichiara questo. E nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo. E anche le mura cadono, le catene si spezzeranno, finché lo adoriamo. E anche le mura, e anche le
Suo nome immutabile, que se abra os céus, no teu reino vem, nossa fé está no grosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está do nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está do nosso Deus. Que se abra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, in te, grande. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Vai! Che il cielo serrato si apra, che venga. Mettiamo giù la incredulità in nome di Gesù. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Dichiarate, bambini, che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Se pedimos, Jesus virá como chuva, 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 chuva. Oh! Se pedimos, Jesus virá como chuva, 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 chuva. Se pedimos, Jesus virá. Chuva descerá. Ancora una volta. Se pedimos, Jesus virá. Então clame. Então clame. Então grite, então chame por ele. Vai. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e faz chuva, 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 chuva. Abre as comportas do céu. Chuva. Vai chover. Vai. E abre as comportas do céu. Chuva, 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 chuva. Chuva, chuva, chuva.
e abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Quero chuva, tua chuva sobre mim, chuva, chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Vai, chuva. Siete pronti per dichiarare? 1, 2, 3, vai! Chuva! Quero! Tua! Só! I bambini, la batteria! Vai! Chuva! Quero chuva! Tua chuva! Sobre! Vai, Lia, dichiara! Chuva! Quero chuva! Tua chuva! Sobre mim! Abra as comportas do céu e faz chover, Vai chover. abra as comportas do céu, vai chover, vai chover, abra as comportas do céu e faz abre as comportas do céu. Signore Gesù, Credo in te, se eu credo em te, sobrenaturais, Dio. Se eu credo em te, se eu credo em te, sobrenaturais, Dio. Se eu credo em te, se eu credo em te, sobrenatural sei Dio. Se eu credo em te, se eu credo em te, sobrenatural sei Dio. Signore Gesù, la tua Chiesa, il tuo popolo, uomini, donne, bambini, sono in piedi davanti a te. Tu conosci le nostre necessità, hai sentito il nostro clamore, che la tua provvidenza possa venire sulle nostre vite. Tu puoi, crediamo in questo, riponiamo ogni nostra fede nelle tue mani. Moltiplica quello che noi non abbiamo, nel nome di Gesù. Amen.
Domani mattina alle 10 abbiamo la nostra preghiera. Prova. Domani mattina alle 10 abbiamo la nostra preghiera su Zoom. Non mancate. Dio sta agendo e continuerà a farlo. Amen. Festeggiamo i compleanni di questa settimana. Abbiamo compleanni da festeggiare. Negli ultimi 7 giorni, qualcuno che ha compiuto gli anni, c'è qualcuno? William, vieni qua per piacere. William. Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana vuole venire a prendere un assegno qua sopra per il compleanno? Amen. Allora possiamo stendere le nostre mani verso il nostro fratellone William, pregando per lui, per questo nuovo anno. Signore Gesù, mettiamo davanti a te la vita e questo nuovo anno di tuo figlio William e ti preghiamo oggi uniti come Chiesa che possa essere un anno pieno di gioia, pieno di allegria, pieno di pace, un anno prospero, un anno pieno di realizzazioni in te, ma soprattutto, Signore, quello che ogni volta, più di ogni cosa, ti chiediamo, che la tua presenza possa accompagnarlo ogni giorno di questo nuovo anno, davanti a ogni suo passo e dentro il suo cuore. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Aspettati. Feliz. Oh, facciamo in italiano, anche in spagnolo? Sto cantando. Vieni qua. Compleanno feliz. Compleanno Vieni. feliz. Vai. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 3000. Che questa stessa benedizione di Dio possa riempire la settimana di tutti quanti noi, desiderando ogni gioia, ogni allegria del nostro Signore sulle nostre case, desiderando una sua salute su tutti quanti noi, la sua pace sulle nostre famiglie, chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo possa essere con tutta la Chiesa. E in quanti siamo? Noi siamo